Buonasera a tutti, vi do il benvenuto a nome dell'Associazione Circolo Veneto a questo evento. È il secondo appuntamento del quarto ciclo di conferenze Venezie. Abbiamo la fortuna di avere di nuovo con noi Federico Moro, era atteso e immagino che non deluderà le aspettative. E prima di passare la parola al direttore del progetto Venezia, al professor Manno, che ringrazio sin da ora, due comunicazioni di servizio. Come avrete visto ci sono dei cartelli sui posti nelle prime file. È possibile infatti per i soci prenotare il posto a sedere. L'ingresso comunque alla conferenza rimane libero e senza obbligo di prenotazione. Per chi ancora non ci conoscesse è possibile venire informati, essere informati delle varie iniziative del Circolo Veneto, perché il Circolo Veneto non è solo progetto Venezie, lasciando sui foglietti come questo che sono sul tavolo nel corridoio, il nome, il cognome, il numero di telefono e l'indirizzo mail. Verrete inseriti nella mailing list e riceverete man mano notizia di tutte le nostre prossime iniziative. Credo di aver terminato, non rubo altro spazio e lascio la parola al professor Manno. Buon ascolto. Grazie Silvia. Oggi ci troviamo al secondo appuntamento del ciclo di conferenze di Venezie e ci tengo anch'io a dare qualche piccola informazione prima di presentare Federico, qualche piccola informazione di carattere organizzativo. Sicuramente tutti voi avrete il nostro volantino con dietro il programma e la novità è che quest'anno in cima ci sono due codici che potete inquadrare con il vostro cellulare che vi consentono da una parte di entrare nel sito del Circolo e quindi rendervi conto con comodità a casa di tutte le iniziative che il Circolo svolge, e l'altro QR code che trovate sempre in cima invece vi consente di accedere a una playlist, quindi a un elenco di videoregistrazioni di tutte le conferenze che abbiamo tenuto in questi anni. Siamo alla quarta edizione. Sono tutte conferenze che riguardano la storia di Venezia e in parte anche la storia di Mestre, quindi sono sicuro che potrete trovare qualche argomento che vi potrà interessare e lo potete fare comodamente da casa. Bene, il compito che ho oggi, come dicevo, è quello di presentare Federico, ma è un compito facile perché lo conosciamo da tanto tempo, sarebbe difficile perché meriterebbe una lunga e un'ampia presentazione, perché Federico, voi sapete, è uno scrittore a tutto tondo, non si occupa solo di storia. Federico ci ha aiutato tantissimo in questi anni perché è quello che ha inquadrato il progetto in un panorama, in un ambito più largo delle singole specifiche conferenze, quindi ci ha consentito di vedere e di collocare le cose dette in un contesto più ampio, più generale. Federico ha scritto dei libri importantissimi sulla storia di Venezia. Io prima, scherzando, gli dicevo che è una delle colonne del progetto, lui mi rispondeva che era una colonnina. Insomma, è una colonnina che però se la togliamo casca tutto l'edificio, per cui anche se è una colonnina preziosa. Il libro che Federico ci presenta, naturalmente più che altro sarà una conferenza che prende spunto dal libro, è un libro che riguarda le ville del Veneto. Federico ha fatto una scelta, giustamente. Adesso scorrevo il libro, ho visto che si è diviso per province. Naturalmente ha scelto le più emblematiche, perché come voi sapete meglio di me, le ville venete sono veramente tantissime. Se dovessimo illustrarle tutte ci vorrebbe un'enciclopedia, e quindi è giusto così aver fatto una cernita, perché poi in mezzo a questa cernita c'è un discorso che Federico compie di valutazione. E qui appunto mi prendo 2 minuti senza sottrarre troppo tempo al suo intervento, perché l'argomento delle ville è un argomento che si presta tantissimo a uno dei capisaldi del progetto Venezia.
perché abbiamo sempre sostenuto fin dal primo anno che esiste una profonda relazione tra la storia di Venezia e quella di Mestre. Abbiamo definito sinteticamente come Mestre la porta da terra di Venezia. E il tema delle ville, in genere, ma c'è una ragione precisa, dopo ve la dirò, è affrontato nel momento finale di questo fenomeno sociale, culturale e artistico che, diciamo, sintetizzando, è il Settecento, no? Perché la tendenza da parte del patriziato veneziano a spostarsi, prima per motivi economici, poi per motivi anche di imprenditoria, spostarsi verso la terraferma, trova il suo apice proprio in questo secolo, che è il secolo delle ville, il secolo di Tiepolo, degli affreschi, della cultura della villa. Pensate solo anche alla gastronomia che si sviluppa all'interno di questi luoghi, che diventano luoghi di grande cultura e anche di scambio internazionale. Moltissime di queste ville erano frequentate da intellettuali e da aristocratici che provenivano da tutta Europa. Ma i veneziani hanno iniziato a interessarsi della terraferma, e qui appunto sta il collegamento con il nostro progetto, molti secoli prima, per una ragione molto semplice. Venezia, ci sono alcuni cronachisti che dicono, è un luogo dove non si ara, non si coltiva, non si lavora la terra, eppure è la città più popolosa. E però questa città, per vivere, ha bisogno di derrate alimentari e quindi deve mettere gli occhi sul luogo che è più vicino per procurarsi queste derrate e anche, diciamo, tutto il nutrimento che serve per mantenere una città popolosissima, una vera metropoli dei suoi tempi. Quindi c'è questa prima ragione. E questo forse è meno noto, esistevano già tantissime case, non possiamo definirle ville, ma comunque case domenicali, casoni, ma anche palazzi di prestigio sulla gronda lagunare, quindi parlo della zona di Campalto, la zona del Terraglio, dove i veneziani già nel 1200 e 1300 avevano costruito delle abitazioni. Perché non vengono trattate? Ma è molto semplice rispondere. Sono state distrutte, completamente distrutte, nel corso del tempo, ma soprattutto con gli episodi della Lega di Cambrai, e quindi tra il 1509 e il 1513. Marin Sanudo, che è un cronachista dell'epoca, racconta che da Venezia si vedevano gli incendi nelle campagne circostanti la laguna, appiccate dalle truppe papali, spagnole e austriache. Moltissime ville andarono distrutte e per parecchi decenni nessuno osò più ricostruirle. Ma questo moto continuo di recarsi, di tornare di nuovo in campagna per procurarsi da mangiare è continuato dalla metà del Cinquecento in poi. Persino il Tintoretto, quindi non parliamo di un aristocratico, aveva una casa di campagna a Carpenedo che usava appunto per procurarsi, non so, il vino, le farine, eccetera, eccetera. Quindi c'è questo fenomeno che io volevo appunto ricordarvi, che è un fenomeno che affonda le proprie radici molto, molto più lontano del Settecento. Ecco, non voglio dilungarmi oltre, ma chiaramente quello che ci dirà Federico è collocato appunto nell'ultima fase, quella più eclatante, quella più interessante dal punto di vista culturale e artistico. Alcune ville importanti si trovano anche qui nel Mestrino, basti citare Villa Erizzo, che adesso è sede della Biblioteca Vez, per non parlare di un'altra villa che pochi frequentano perché adesso c'è un istituto di educativo, eccetera, ma che è la Villa Ligarotti Berchet, che è veramente straordinaria. Io ho avuto modo di visitarla non troppo di recente, comunque all'interno si conservano ancora delle opere d'arte di grande prestigio, anche se la villa era molto più ricca di quella che conosciamo. Bene. Sono tutte chiacchiere che mi vengono in mente così al volo. Io adesso lascio la parola a Federico, lo ringrazio tantissimo perché come sempre
è disponibile ad aiutarci e ad animare le nostre conferenze con argomenti che sono sempre graditi, e questo, devo dire, è un po' fuori dalle sue corde, ma comunque azzeccato, perché il libro che ho avuto modo di scorrere anche adesso è veramente bello. Vi invito anche a guardarlo ed eventualmente, se vi può interessare, anche ad acquistarlo. Grazie Federico. Grazie a voi che mi invitate continuamente, grazie a tutti voi che siete venuti qui oggi pomeriggio. Indubbiamente questo è un libro particolare e lo si vede già dal sottotitolo, forse anche dal titolo, Veneto bellissimo, dalla civiltà di castelli e ville, la civiltà del Veneto. Ed è questa l'idea di fondo che presiede a questo volume. Andare a vedere in che misura e perché questo fenomeno delle ville e dei castelli ha influito su quello che è la cultura della regione, dove per cultura si intende mentalità che può diventare stile di vita. Il dato di partenza piuttosto sorprendente è il numero delle ville, ma soprattutto dei castelli. Censiti ci sono 600 ville e 800 castelli. E questi sono quelli censiti perché ci sono alcune ville che non rientrano nel censimento dell'Istituto regionale Ville Venete perché non sono abbastanza monumentali, hanno subito troppi interventi, quindi sarebbero anche di più. Poi ci sono quelle distrutte e ci sono i castelli distrutti. Quindi questo elemento è già stato di per sé ragione per incuriosirmi. L'altro elemento è in questa foto di copertina. La villa in questione è la villa Pigafetta Camerini, si trova a Montruglio, ai piedi dei Monti Iberici, nella Riviera Berica. E è stata scelta perché spiega benissimo il contenuto del libro e quindi la ragione per cui è stato scritto questo libro. Voi vedete che c'è un edificio padronale, quindi una villa monumentale, c'è una parte monumentale, c'è però una parte che chiaramente è operativa, è produttiva. Ci sono ampi spazi verdi davanti, alle spalle zone coltivate che salgono su per Iberici. Questa immagine è riassuntiva di tutto il percorso fatto con questo libro, perché la villa non è semplicemente il luogo degli ozi campestri di un'aristocrazia che si dedica ai suoi piaceri, è anche sicuramente questo, però essenzialmente e principalmente è un centro produttivo. Il libro, quindi, cerca di raccontare attraverso quello che è un fenomeno che non è esclusivamente veneto, ma che qui raggiunge una pervasività straordinaria, una regione, il Veneto. Qui voi vedete due realtà completamente diverse. Abbiamo alla vostra destra due castelli su due colli, siamo a Montecchio Maggiore, sempre vicino a Vicenza, sulla strada. Voi dovete scusarmi, ma purtroppo ho la voce stasera che mi crea qualche problema, abbiate pazienza. Sono i castelli detti di Romeo e di Giulietta e sono esattamente i castelli che hanno ispirato Da Porto nello scrivere la novella che poi è servita da base a Shakespeare per il dramma. Perché i nomi? Capuleti, perché uno dei due castelli era presidiato da una unità dell'esercito della Serenissima, una specialità detta dei cappelletti, perché avevano un caschetto, sì.
Grazie. Mi fido ciecamente. E allora, dei Cappelletti, Capuletti, Cappelletti, e l'altro di Romeo, i Montecchi, perché siamo a Montecchio. E quindi 2 castelli. Quello che vedete dall'altra parte invece è la Villa Badoer di Fratta Polesine, che adesso ospita il Museo Nazionale, e che è la classica villa veneta del nostro immaginario, con il pronao, le colonne, il timpano sopra, la scalinata. E quindi sono 2 approcci diversi. Una regione speciale. Questo è un concetto che io ho già utilizzato. L'ho utilizzato a partire da Veneti per sempre, in cui ho definito la regione un continente per la straordinaria varietà di situazioni e straordinaria varietà di soluzioni offerte ai problemi della vita corrente. D'altronde, noi non si pensa tanto, ma tra montagne che sono le Dolomiti, quindi non proprio delle montagne qualsiasi, e il mare, intercorrono in linea d'aria solo 80 chilometri. Non c'è nessun posto al mondo che presenti questa caratteristica. In mezzo poi non abbiamo esattamente delle realtà insignificanti, ma città come Padova, laghi come il Garda, cittadine come Vittorio Veneto, adesso, ma in realtà Serravalle ce n'è da una volta, dalla lunga e formidabile storia. Un continente che viene esemplificato dalla situazione proprio geografica, in cui voi vedete a sinistra, cioè alla vostra destra, abbiamo l'idrografia, le precipitazioni, e vedete quale differenza intercorre tra la parte montana e quella di pianura. Montagna che occupa il 30% della superficie della regione, collina che ne occupa circa il 15% e il rimanente è pianura. E noi abbiamo ville e castelli ovunque. Non è un fenomeno collegato a un ambito territoriale particolare. Infatti è diviso per province, come Antonio Manno prima giustamente ricordava, e c'è anche Belluno ovviamente, dove abbiamo trovato dei luoghi realmente interessanti. Siccome poi bisogna cominciare da qualche parte, ogni viaggio, questo è un viaggio, il libro può essere utilizzato come una guida di viaggio, è concepito come una sorta di filo di perle. Io ho scelto di viaggiare in automobile per avere il massimo dell'autonomia e della libertà, e ovviamente ci vuole un luogo di inizio. Il luogo di inizio simbolico per me, che è già un luogo che ho frequentato in passato con una grande intensità e grande piacere, è Altino, che è il primo dei luoghi di questa regione dal destino molto particolare, perché quello che noi vediamo a destra sono gli scavi attuali, estremamente così modesti se vogliamo, non abbiamo Pompei, anche perché bisognerebbe scavare in profondità e non si può perché a 1 metro si trova l'acqua. Questa è un po' la contraddizione, il problema, no, della nostra regione. Se si scava si trova subito l'acqua. Che però Altino era questa città qua. E noi abbiamo, e voi forse avete visto quando è venuta la mostra qui al Candiani proprio a Venezia, prima di Venezia, dove hanno portato il plastico della ricostruzione della città di Altino sulla base delle aerofotografie, e dove noi abbiamo un anfiteatro, abbiamo un ippodromo, abbiamo che questa città di Altino assomiglia in una maniera pazzesca a Venezia. Io mi ricordo che anni fa ho scritto un romanzo, Il coraggio degli antichi veneti, in cui si descriveva Altino
E un po' ero stato rimproverato, perché ho detto, ma Federico, tu hai ricostruito una specie di Venezia proiettandola nel III secolo a.C. E invece poi è saltato fuori che il Tino era proprio così, con tanto di una specie di canal grande, con rive come fondamenta, con case fondeci lungo queste rive. E questa continuità è straordinaria e oltretutto, se Venezia è costruita così com'è costruita, è perché i Veneti antichi costruivano in quel modo. E noi sappiamo che i Romani, sempre molto attivi e invasivi nei territori dove arrivavano, soltanto in questo territorio hanno sostanzialmente rispettato la struttura idrografica e viaria e hanno adottato il sistema costruttivo delle popolazioni locali, perché era l'unico in realtà possibile in questo territorio così paludoso, fangoso e particolare. E qua voi vedete una ricostruzione della Porta Approdo e delle aree portuali di Altino, il cui avamporto era Torcello, e qua si capisce allora la continuità della storia, dall'antichità all'alto medioevo, e perché Venezia è sorta proprio lì, e perché è stata costruita in quel modo, e perché ha avuto questa vocazione, perché c'è una continuità assoluta rispetto al passato. E questo è il Museo Nazionale di Altino, che io metto sempre quello nuovo, perché è meraviglioso, merita una visita accurata e oltretutto svela degli orizzonti impensabili. Io ho una grandissima simpatia per i Veneti antichi, non per niente gli ho dedicato 3 romanzi, ma soprattutto la ragione della simpatia che io provo è per il fatto che unici in tutta l'Italia preromana insegnavano a leggere e a scrivere, e noi abbiamo le prove, e le abbiamo tanto al Museo Nazionale di Altino che a quello di Este, perché abbiamo le tavolette che usavano per i bambini per insegnare a leggere e a scrivere. E questo lo trovo una particolarità veramente notevole che vale la pena di valorizzare. Certo, la regione poi è cambiata in maniera pazzesca, siamo diventati la terra dei capannoni. E a questo punto partiamo alla scoperta di questo territorio. Questo è il tragitto che ho fatto nella provincia di Treviso. Pallina rossa, siamo ad Altino, e questo dà l'idea delle varie tappe. Io ho cercato di mantenere una certa regolarità nelle tappe. I vari posti, insomma, sono grosso modo l'uno alla stessa distanza dall'altro, in modo che uno possa realmente seguire il tracciato del libro e ripeterlo se lo ritiene, dopodiché può ovviamente anche cambiarlo. Ed è diviso per provincia, perché, e qua adesso lo vedremo, in realtà questa divisione provinciale ha un senso proprio strutturale, e si comincia con Treviso. Hai visto che sono state citate le distruzioni della guerra della Lega di Cambrai. A Roncade si trova l'ultimo e unico esempio sopravvissuto di Villa Castello, che è la Villa Giustinian, appunto, di Roncade, che è circondata da un muro merlato con delle torri che sono la sopravvivenza di quello che era il castello di Roncade. Noi abbiamo notizia fin dall'epoca ottoniana che è lì, che è un punto strategico per via delle comunicazioni commerciali est-ovest e nord-sud, esisteva da sempre un castello che Can Grande della Scala farà demolire, però non completamente. La villa è di gran lunga posteriore e lì abbiamo una storia molto lunga. I Giustinian, famiglia nobile veneziana, la mantiene fino alla sua estinzione, e gli attuali proprietari subentrano direttamente ai Giustiniani, ma continuano a utilizzarla per quello che è, perché la villa è il centro finanziario, amministrativo, tecnologico di una grande tenuta agricola. In questo senso la villa veneta è figlia diretta della villa romana tardoantica, perché la villa romana è una unità produttiva tendenzialmente autosufficiente.
e contiene al suo interno tutte le tecnologie, tutte le abilità e tutti gli strumenti e il personale per poter gestire il territorio nella sua varietà. Ecco, nel libro, per la seconda volta nelle mie attività di scrittore, avevo già sperimentato nella Guida segreta di Belluno e l'ho implementato anche in questo caso, voi troverete pure una parte dedicata alla flora, alla fauna, alle produzioni tipiche di questi segmenti, di queste piccole tessere di mosaico di territorio. Perché? Perché ha assolutamente significato, in quanto è questo lo scopo della villa. Il fatto di fungere da residenza di piacere della proprietà è assolutamente secondario rispetto a quella che è la sua funzione principale, che è quella di centro di produttivo. Lo vediamo anche, in un certo senso, la modernità irrompe a Ponzano con Villa Minelli, che è sede della Benetton, e allora vediamo che una villa che era il perno di una grande azienda agricola diventa il centro pensante di un grande gruppo industriale, ed è quella al centro, mentre quella a destra è Villa Onigo a Trevignano, in cui noi possiamo rintracciare quella che è stata una delle evoluzioni più, per me almeno, più sorprendenti della vita delle ville venete nel Novecento, quando per cercare di dare agli edifici una funzione economica che non avevano più perché le grandi proprietà attorno erano state spezzettate, prima è stata citata Villa Erizzo, ma qua per visualizzare cos'era Villa Erizzo dobbiamo pensare che tutto il territorio dove adesso ci sono Via Piave, Via Cappuccina, Corso del Popolo e ancora in là, in larghezza, fino a oltre la stazione, era il giardino di Villa Erizzo. Ho detto il giardino, non la proprietà terriera. Quindi noi dobbiamo immaginare un mondo completamente diverso. In effetti, se voi arrivate a Villa Onigo a Treviso, trovate una bellissima villa seicentesca con queste colonne che si appoggiano su dei basamenti in bugnato, restaurata meravigliosamente. Dentro c'è la biblioteca, sala conferenze, gli affreschi li hanno restaurati e avete un bel giardinetto davanti. Vi sfugge però perché abbiano costruito un edificio così monumentale sostanzialmente a ridosso di una strada. Ma perché non c'era proprio nessuna strada? C'era un viale d'accesso lungo 10 chilometri davanti alle colonne proprio e naturalmente un viale alberato e tutto attorno si estendeva alla proprietà dei conti Onigo. Naturalmente lo stesso discorso va fatto per i castelli. Noi ci immaginiamo sempre i castelli come delle fortificazioni con esclusivo scopo militare. Nella nostra regione non è così, anche quando, come nel caso del castello di San Salvador a Susegana, che è questo mezzo sbrecciato, in realtà in passato i conti di Collalto indubbiamente controllavano tanto il Corso del Piave che la vastissima proprietà che avevano intorno, anche militarmente. Però questa funzione si esaurisce piuttosto, parliamo sempre di secoli, però insomma rapidamente, e diventa quello che sono le ville in effetti, cioè un caposaldo industriale, finanziario, organizzativo. Voi potreste domandarvi come mai il castello di San Salvador è ridotto così nonostante gli enormi restauri a cui è stato sottoposto. Beh, perché i Collalto nella Grande Guerra commettono un errore clamoroso, si schierano con gli austriaci e allora le artiglierie italiane piazzate sul Montello con grande accanimento bersagliano il colle di Susegana e lo distruggono. Dopo si attuerà una damnatio memoria di tutti i Collalto che devono aspettare la Repubblica per vedersi riconosciuto un qualche tipo di aiuto per i restauri. Naturalmente
ville e castelli pullulano di leggende. Io adesso vi risparmio il racconto delle leggende e dei miti che accompagnano ciascuno di questi luoghi. Però posso dirvi che esistono alcuni temi ricorrenti. Il primo è quello dell'innamorata, dell'amore infelice. Normalmente lo abbiamo a Roncade, lo abbiamo a Susegana, lo abbiamo anche a Castelfranco, l'abbiamo a Villa Marinelli, che è l'ultima, quella rossa che vedete. L'amore infelice, perché è contrastato. Normalmente una ragazza nobile si innamora di uno spiantato e naturalmente questo viene assolutamente osteggiato da parte della famiglia, e noi abbiamo i fantasmi che circolano per le nostre ville e i nostri castelli. A Susegana, voi se siete fortunati, vi beccate una bella fanciulla bionda vestita con una tunica semitrasparente bianca, diafana, diciamo, che circola nelle notti di luna, e se la incontrate, per carità, non dovete avere paura assolutamente, perché è benevola. Diverso è a Collalto, sì, a San Salvadore, perché lì la storia è un po' più complicata, in quanto succede che la moglie del conte che va in guerra accusa una delle sue dame di esserne l'amante e la mura viva. E quindi se la trovate vestita di nero è incavolata nera, appunto, e quindi state attenti perché porta sfortuna. Se invece è vestita di bianco vuol dire che annuncia una nascita felice. Un disastro oggi. Conegliano, Castelfranco, e per ognuna di queste località sì, i temi ricorrenti. Un altro tema ricorrente è quello della Anguana, che divinità mezza strega, mezza... è un personaggio che si ritrova all'Anguana in tutto il Veneto, che però presiede alla tutela delle sorgenti, e quasi sempre si accompagna alla presenza di qualche folletto che invece è dispettoso e se ne si aggira per le zone combinandone di tutti i colori. Questo è particolarmente vero in quel di Belluno, Castello di Andraz, questo sì, quello in alto in mezzo alla neve. Castello di Andraz è un vero e proprio castello, è un castello doganale, addirittura non aveva un ingresso, si doveva entrare con una specie di, con delle carrucole. Adesso hanno messo una passerella, ma insomma non era previsto che avesse un ingresso. Era lì a sbarrare il passo, perché da lì passava il minerale di ferro destinato alla Repubblica di Venezia, naturalmente, e quindi non doveva passare senza pagare i diritti doganali. Praticamente Trump ha imparato da lì. Adatto stiamo parlando di miniere nell'Agordino, zona di mineraria fino a pochissimo tempo fa. Quella è Villa Crotta de Manzoni, che è bellissima tra l'altro, ma è soprattutto una storia tipica di queste ville. I Crotta sono i proprietari delle miniere, hanno un amministratore piuttosto abile che si chiama di cognome Manzoni, senza il de. Guarda caso cosa succede? Non so se questa storia l'avete già sentita, può darsi di sì, che l'amministratore si arricchisce e la proprietà si impoverisce, al punto che l'amministratore acquista tutte le proprietà, diventa pure nobile, diventa de Manzoni, e a questo punto il gioco è fatto. Anche qui abbiamo la storia di un amore infelice. Abbastanza drammatico, perché la fanciulla che doveva segnalare il suo cavaliere, il suo amato, con un fazzoletto bianco la sua presenza, invece sto fazzoletto vola via e insomma si perdono in questo modo in una notte di tempesta. Poi abbiamo Villa Buzzati, Dino Buzzati è nato lì e lì ha tratto ispirazione per moltissime dei suoi racconti, lo dice apertamente, gli scricchiolii, il vento che si infilava tra le finestre sotto le porte, insomma gli hanno ispirato molti racconti fantastici.
mentre quella successiva è Villa Miani Fulcis a Modolo. La cosa più interessante è che è stata costruita su progetto di un Miani ed è ancora proprietà della stessa famiglia ininterrottamente. Una famiglia che ha curato il territorio in maniera tale che oggi è un'oasi di varietà di piante incredibili in cui è coinvolta anche l'Università di Padova. Al centro abbiamo invece il castello di Zumelle, a cui è legata una storia veramente drammatica di lotte che qua non vi racconto, però di lotte tra padre, figlia, nipoti, generi che ritornano dalla Francia, ed è un castello indubbiamente militare, come in fondo lo era quello di Alboino a Feltre, che però ormai è piuttosto malandato, però insomma è una storia degna di essere raccontata. Spostandoci a Vicenza, quella, la prima alla vostra destra, è una villa che normalmente sfugge all'attenzione. Si trova infatti a Cartigliano ed è una villa Morosini Cappello. Praticamente sorge quasi sulle rive del Brenta ed è la più perfetta realizzazione di una villa di svago. Dopodiché aveva la sua bella proprietà da amministrare anche questa, però addirittura sede di una accademia letteraria e musicale dalla lunga e gioiosa vita. Naturalmente Marostica, partita a scacchi, ma subito dopo invece abbiamo il castello di Thiene, che è castello, villa, villa, castello. Voi vedete che non si riesce a stabilire esattamente che cosa sia, perché esternamente ha un muro merlato, ha un ingresso così, dall'altra parte però sorge una villa. E questa commistione è uno dei dati caratteristici della civiltà di castelli e ville del Veneto, in cui non esiste una separazione netta, ma in realtà le funzioni finiscono per sommarsi. Spettacolare la villa da Porto Trissino Marzotto a Trissino, che è questa, perché è al centro di una vicenda incredibile. Nell'Ottocento si afferma, a parte che è monumentale, sono due ville, una in alto in collina e una in basso, ai piedi della collina. La collina in alto è strutturata in maniera tale che i signori potevano montare a cavallo direttamente dal primo piano senza neanche scendere nelle stalle e scendere per tutto l'immenso parco a cavallo, perché era stato fatto tutta una specie di rampa colossale che esiste tuttora per agevolare il loro sport preferito. Ma la cosa più particolare di questa villa, al di là che è dei Marzotto, che ospita il museo di famiglia e tutto quanto, è che nell'Ottocento si afferma il gusto delle rovine. E allora i parchi si riempiono di finte rovine. Ma qui cosa succede? Che gli incendi sono sempre stati il male e il pericolo maggiore per le case, non solo veneziane, ma in generale erano tutte costruite di legno, quindi in più il riscaldamento era garantito dai camini. Questo significava che c'erano fonti di incendio praticamente in ogni stanza. Questa è la ragione per cui il Palazzo Ducale è andato a fuoco molte volte nel corso dei secoli, troppi camini. Beh, qua succede invece che c'è un fulmine che incendia la villa inferiore. E sai che c'è? Vedono che ha fatto delle rovine meravigliose e decidono di lasciar perdere, se lo tengono così. Se voi andate e vi trovate ancora davanti alle rovine di ormai 2 secoli fa, così come la tempesta li ha determinati. Castelli di Montecchio Maggiore, la villa La Rotonda, Almerico Capra. Questa è una villa esclusivamente di delizia,
costruita per gli ozi di un canonico particolarmente ricco, ha questa particolarità che Palladio ha diverse particolarità, ma è priva di fondamenta sostanzialmente. Palladio la appoggia sulla collina sfruttando i pesi e le geometrie e non ha appunto fondamenta. Non è perfettamente simmetrica come spesso si racconta, né la luce vi penetra esattamente come viene descritto da un lato all'altro. In realtà penetra da uno spigolo all'altro, insomma, ma può darsi anche che la processione degli equinozi abbia giocato il suo scherzi, bisognerebbe vedere nel Cinquecento com'era la faccenda. Io ho scelto questa immagine perché il campo di soia davanti, giallo, è assolutamente meraviglioso. Villa Pigafetta Camerini a Montruglio è quello di cui abbiamo parlato all'inizio. Pigafetta è proprio il Pigafetta, quello del giro intorno al mondo, al quale è intitolato anche il liceo classico di Vicenza, ed è proprio lui. E i Camerini sono gli stessi che adesso noi troviamo a Padova. La villa è Contarini, tantissimi la chiamano Camerini però perché è stata per circa un secolo di proprietà di questa famiglia Camerini di origine ferrarese, una storia straordinaria da cui ho dedicato un libro particolare, da Piazzolla Astienta, l'utopia dei Camerini, perché Silvestro Camerini, che è il fondatore delle fortune di questa famiglia, comincia come cariolante, uno che tirava la carriola e era analfabeta, lo chiameranno il miliardario analfabeta, dopo ovviamente avrà imparato anche lui a leggere e scrivere e a far di conto, però insomma non era particolarmente colto, però crea un impero che a un certo punto, quando lui lo trasmette ai figli, è la più grande azienda agroindustriale d'Italia, estesa da Padova a Rovigo a Ferrara, lo fanno perfino duca, per dire, e è tale la ricchezza e la visione che hanno questi primi Camerini che siccome loro sono a Piazzola, e Piazzola è il centro di queste loro attività e hanno tutte queste produzioni agricole che devono raggiungere i mercati e non ci sono strade adeguate, cosa fanno? Si costruiscono una ferrovia. La ferrovia Piazzola-Padova nasce come iniziativa privata dei Camerini per risolversi questo problema. Se voi andate a Piazzola poi trovate moltissimi esempi di archeologia industriale, sono tutte fabbriche costruite dai Camerini. Piazzola in realtà esisteva prima perché era un crocevia strategico, infatti sorge un castello, quando finisce in mano ai Contarini tutto quanto, viene chiamato Palladio, che è un po' il prezzemolo. Palladio si può andare tranquilli, lo si trova praticamente ovunque, sia direttamente, sia attraverso allievi di vario genere, sia attraverso una influenza generale, il quale disegna la prima parte della villa e i Contarini nel Seicento lo trasformano in quella che i contemporanei chiamano la Versailles d'Italia. Ed è una villa straordinaria che merita, purtroppo manca mezza esedra che non è mai stata realizzata nella piazza, vedete l'edificio soltanto per metà, ma quello che è incredibile sono tutto il territorio viene piegato a scenografia, diventa scenografia per le grandi feste che i Contarini vi ambientano, sollevandosi anche qualche critica perché siamo nel pieno della guerra di Candia in cui Venezia si dissanguerà. Sempre per rimanere a Padova, Villa Emo capo di lista a Selvazzano dentro, che è una straordinaria detta La Montecchia, che è un cubo, questo cubo con un doppio loggiato sovrapposto. Questo sì perfettamente simmetrico, questo sì ha la luce che penetra, anche perché si trova su una collinetta, una motta, e la luce penetra a tutte le ore in maniera incredibile. Comunque nasce, è di proprietà sempre degli Emo Capodilista da quando viene costruita,
ed è il centro, a tutt'oggi svolge la sua funzione di centro di una grande proprietà agricola. Come la Villa Dolfin del Martello, detta La Mincana, che è quella immediatamente vicino, che testimonia l'esistenza di un circuito di ville. Tutto il territorio era praticamente parcellizzato, era tutto in mano ai patrizi veneziani. Ecco, quando prima Antonio parlava del patriziato veneziano del Settecento, rendiamoci conto di una cosa: noi abbiamo i catastici di fine Settecento, e adesso vado un po' a memoria, quindi le percentuali possono non essere precisissime, però sono con buona approssimazione. E in provincia di Padova i patrizi veneziani viaggiavano attorno tra il 90 e il 95% di tutta la proprietà erano loro, lo stesso a Vicenza, lo stesso a Verona, lo stesso a Treviso e lo stesso a Rovigo, e ovunque, patria del Friuli, Bergamo, Brescia. Questo dà la misura della pervasività della presenza patrizia nel territorio. Siamo sempre in quel di Padova con il castello di Monselice. Io l'ho scelto perché è un castello della storia molto complessa, che affonda nel pieno Medioevo. C'è di mezzo anche il fantasma di Ezelino, che insomma non fa mai male, e di un Jacopo da Carrara che è morto lì di stenti perché il padre l'ha fatto morire lì perché si era ribellato. E in più c'è la storia di un gatto meraviglioso che fungeva da guida turistica, ma questo ve lo lascio leggere. E poi il Castello del Cataio, questo nome è un po' strano, che è il Castello del Cataio. Intanto merita attenzione perché quando Francesco Ferdinando d'Asburgo parte per l'ultimo fatale viaggio in quel di Sarajevo che ha ridisegnato l'Europa, parte da lì, e anche se è territorio ovviamente del Regno d'Italia, e viene fatto costruire da un condottiero cinquecentesco che di cognome faceva degli Obizzi, da cui Obice. Quando voi vi chiedete perché i cannoni con la canna sotto i 32 calibri si chiamano obici, perché è un'invenzione del signor degli Obizzi. E ricchissimo, ovviamente, è un castello che merita una visita sia per il parco che per gli affreschi dell'interno, che per tutte le storie, anche drammatiche, che lo riguardano. Mentre storia più recente è il castello di San Pelagio, dove c'è anche, non a caso, un museo dell'aeronautica, perché D'Annunzio è decollato da lì per il volo su Vienna, un'impresa che io descrivo nel libro, che è assolutamente straordinaria. Mentre l'ultimo è il castello di San Zeno a Montagnana, anche questo legato alla memoria di Ezelino. Per quanto riguarda Rovigo, io ho premesso un capitoletto: idraulica di Stato e paesaggio agrario, perché Rovigo si differenzia da tutto il resto del territorio perché ha sempre avuto dei problemi idraulici enormi. Polesine, terra anfibia, possiamo dire palude, che è stata trasformata in terraferma da interventi idraulici colossali, veneziani e non solo. Venezia concede in usufrutto a chiunque voglia assumersene l'onere delle grandi proprietà terriere con il diritto di costruire quello che vogliono, purché si assumano l'onere della manutenzione idraulica, che è una cosa incredibile. E questo spiega alcune anomalie delle ville del Polesine, che sorgevano tutte quante naturalmente sopraelevate rispetto al corso dei fiumi, perché il rischio di allagamento era permanente, ma come vedete nella Villa Morosini di Polesella, che è quella al centro, adesso sembra infossata. Tenete conto che le manca metà del muro perimetrale, con merlature e torrette, perché i fiumi del Polesine sono tutti pensili, il Po più degli altri,
e quindi hanno dovuto rialzare continuamente gli argini e quindi figura in questo modo. Sono normalmente ville e castelli piuttosto severi quelli del Polesine, molto funzionali e poco estetici, a parte la Villa Badoer di Fratta, a cominciare dalle due torri, la Donà e la Giustinian del centro di Rovigo, perché nessuno immagina che nel centro di Rovigo ci fosse un signor castello della storia molto antica che comincia nel 911 con l'invasione degli Ungari e che è poi proseguita, come il castello di Arquà Polesine che abbiamo subito a lato e che anche quello è legato a una serie di funzioni prettamente militari. E poi Venezia, se noi siamo a Venezia non possiamo che parlare della Villa Pisani di Stra, ovviamente, che è il non per niente Villa Nazionale, e rappresenta la massima realizzazione della villa di Delizia, il che però non esclude che fosse in realtà il centro di un'enorme proprietà terriera anche questa. Tenete conto che la vasca che voi vedete nel giardino è recente, si deve all'Università di Padova che doveva fare degli studi particolari e le serviva una vasca lunga, e che il fondale, dall'altra parte della vasca è un fondale scenografico, mentre il labirinto è vero ed è legato a una storia estremamente romantica, perché se due fidanzati si presentano ai due lati estremi del labirinto e riescono a riunirsi al centro, si sposeranno entro l'anno. Ognuno crede a quello che vuole. E mentre la storia della malcontenta è una storia triste perché è legata a però è un mito, non è che esistano dei documenti in materia. In compenso, quello che è vero è che Palladio ha fatto un altro dei suoi capolavori, e lì sì la luce, il piano nobile è a doppia altezza, è finestrato da tutte e due le parti, quindi la luce dilaga a seconda del giorno e del periodo dell'anno, e è tornata di proprietà, è stata a lungo un cenacolo culturale, specialmente negli anni 20 e 30, abbiamo avuto tutti i più bei nomi dell'arte e della letteratura mondiale che si davano appuntamento in questa villa, e è tornata di proprietà dei Foscari, i quali hanno mantenuto rigorosamente, e questa è una curiosità, il fatto che non c'è luce elettrica lì, quindi ovviamente anche il riscaldamento non c'è, ma soprattutto sono i più grandi consumatori di candele, che sono rigorosamente quelle che forniscono San Marco e la Salute, sono gli stessi fornitori, e hanno bisogno di un elevatissimo numero di candele. Probabilmente ci stanno anche pochino, però, perché Camarcello a Piombino d'Ese, noi tutti magari abbiamo un'idea di Piombino d'Ese e non ci pensiamo che ci sia una spettacolare villa settecentesca con un parco incredibile a cui sono legate storie di nanetti di pietra che di notte si muovono e vanno in giro e ne combinano di tutti i colori. Militare sicuramente il castello, il forte anzi di Chioggia, San Felice, e per chi si domandasse per quale ragione sui suoi bastioni cresce la liquirizia selvatica, è perché i soldati di guardia pare che consumassero per vincere la sete, sgranocchiassero liquirizia, a furia di sgranocchiarlo e buttare via i resti, questi si sono trovati molto bene nell'ambiente così selvaggio dei bastioni, e anche qui abbiamo delle storie, perché abbiamo un guardiano del faro che amava intrattenere le fanciulle di Chioggia e Sottomarina con canzoni e racconti. Castello di Noale dei Tempesta, sottoposto a duri assedi, è un castello medievale, è in rovina, però è stato restaurato, dà molto quella idea inglese delle rovine che raccontano una storia. Quello di Mirano
ha molte storie da raccontare. A Milano c'è un castello, bisogna scovarlo, c'è un ricco giardino, ci sono giochi d'acqua che meritano attenzione, ci sono anche qui miti e leggende e conseguentemente vedete come il territorio. Allora, qua io ho raccontato di 47 tra ville e castelli su 1400 e questo dà l'idea di quanto sia rimasto fuori. D'altronde io ho operato delle scelte del tutto arbitrarie sulla base delle mie sensazioni e del mio piacere nell'andare in giro. L'idea, non tanto nascosta, è quella di tornare su questi percorsi e di ampliare il racconto, perché veramente io mi sono reso conto come la villa di Cuzzano degli Arvedi, che è al centro di una straordinaria zona di produzione di Amarone, Ripasso, Valpolicella e quant'altro, o la Villa Santa Sofia di San Pietro in Cariano, guardate che cortile che ha, che la severità e il rigore però della costruzione, la geometria, o quello che viene definito anche Palazzo Rosso, e cioè la Villa Giusti Bevilacqua di Grezzana. Siamo sempre nella zona della Lessinia, che è una zona che è ricchissima e mi verrebbe da dire anche di chiese romaniche tra le altre cose, quindi eppure noi così ci andiamo, non ci andiamo, al massimo compriamo magari dei cartoni di vino, però è che poi, ecco, lì nella guida si vede, si misura, sono percorsi spesso tormentati, strade piene di curve che salgono e scendono da una valle all'altra, diversamente da Castelvecchio, che sorge sulle rive dell'Adige, che è questo castello costruito dagli Scaligeri per difendersi dalla popolazione, con il ponte che è sulla strada d'Alemagna, perché se la parata era triste potevano darsela a gambe. Castello di Lazzise invece è un tipico castello scaligero, ma poi veneziano, con darsena, perché a Lazzise stazionavano i doganieri veneziani che dovevano stare lì a incassare le gabelle. Quello di Malcesine invece è spettacolare perché è su una cima di uno sperone roccioso, è celebre per la disavventura di Goethe, che si era messo a disegnarlo. Allora il confine tra Impero e Repubblica di Venezia correva poco più in là, e lo arrestano per spionaggio. Dopodiché ha un'altra disavventura, decide di attraversare il lago, ma voi sapete che il lago è noto nel mondo tedesco come Gardasee, come Mare Garda, ed è celebre per le spaventose tempeste che si scatenano all'improvviso. Infatti lui sulla sua barchetta resta vittima di una di queste. E si conclude con il castello di Zevio, Villa Castello. Ritorniamo alle origini del nostro discorso, un castello che evolve in villa, che mantiene una parte del suo aspetto di castello, però è in effetti una villa. Alla fine del viaggio, allora, io ho voluto mettere questa frase che ho trovato bellissima: se ti perdi tra le siepi ricorda, nella villa dell'amore la strada giusta la indica sempre il cuore. E ho trovato che questa sia la spiegazione migliore per spiegare la civiltà delle ville e dei castelli nel Veneto. E alla fine di tutto cosa resta? Resta che è vero che il viaggio conta quanto la meta. A volte noi siamo ossessionati dal raggiungere un luogo per un motivo, e invece è proprio essere in viaggio, essere in movimento quello che conta, e anche lasciarsi andare alle emozioni, alle sensazioni e alle scoperte che si fanno nel viaggio, perché altrimenti noi rischiamo anche di incrociare la persona della nostra vita o le persone che sono importanti, e per la nostra fretta tendiamo a
tralasciarle, a dimenticarle. E invece, quando si incontra la persona giusta, bisogna far diventare quel momento il momento giusto, perché se noi aspettiamo, quando verrà il momento giusto, forse la persona giusta non ci sarà più. E questo è l'insegnamento che io ho tratto da questo viaggio, che spero sia soltanto il primo di una serie, perché, devo dire la verità, il Veneto è bellissimo, è un continente e mi piace molto girarlo. Grazie dell'attenzione. E grazie per il soccorso medico che è stato decisivo. Se volete ho portato qui qualche libretto, sia di Veneto Bellissimo sia di altri che ho scritto in precedenza, se vi incuriosiscono sono qua. No, 30 anni, sono passati 30 anni, no. Davvero? No, aspetta un attimo, dai. Dimmi. Sì, prego, prego. Allora, professore, intanto grazie per la bellissima conferenza. Allora, la mia domanda è questa. Il castello, come poi la villa, è un marcatore sul territorio della presenza delle più importanti famiglie venete e poi veneziane. Prima con una funzione anche difensiva, poi con una funzione prevalentemente di rappresentanza e di produttività. E questo poi si sviluppa anche con la nascita di alcuni centri abitati che nascono proprio in funzione della stessa villa, come per esempio a Passariano, nel caso di Villa Manin, che è l'apogeo insieme alla Villa Contarini dello sviluppo del modello della Villa Veneta sull'immagine della reggia europea, sia la reggia diciamo borbonica, Caserta, che quella francese a Versailles o austriaca a Schönbrunn. Poi questa politica si interrompe con gli eventi collegati con la Rivoluzione francese e con quello che ne segue. Come mai poi non si è continuato nel XIX secolo con questo tipo di politica, diciamo, sul territorio dopo gli eventi appunto rivoluzionari? Come mai si interrompe? Ma perché è cambiata la società? È cambiata cambia la società. Questo tipo di gestione del territorio è figlio di una politica e di una società. La Repubblica, e questo lo abbiamo già esaminato in un'altra conferenza, è costruita sulle esigenze dei patrizi. Nell'Ancien Régime questo avviene anche in Francia, ma avviene anche in Austria, avviene ovunque. Ma serve un'impalcatura statuale così organizzata, perché prima ho detto che i patrizi avevano il 90% del territorio, dovevo aggiungere non pagavano tasse. Quando cade la Repubblica e sono costretti a pagare le tasse, arriva il catasto tavolare austriaco, li rovina. Si trovano in una situazione che non hanno mai sperimentato prima e non hanno letteralmente i mezzi. Una delle ragioni per cui che a noi sfugge, Venezia non è stata depredata da Napoleone o dagli austriaci, si è venduta, hanno dovuto vendere tutto. Quando la collezione dei Barbarigo della Terrazza, che è l'origine delle fortune della nascita del Museo dell'Ermitage, cioè quella quadreria lì, cosa succede? Che se la vendono. Lo zar semplicemente l'acquista, manda un inviato, paga fra l'altro una cifra colossale e così è un po' dovunque. Loro perdono con lo Stato. L'errore incredibile che hanno fatto i patrizi veneziani è stato di non capire che senza lo Stato avrebbero perso tutto, letteralmente tutto, ed è così che è andata.
E lo stesso succede altrove. E quindi tutta la civiltà delle ville era possibile con la sua gestione rilassata, con la sua anti-economicità. Teniamo presente che contestualmente in Inghilterra abbiamo il fenomeno delle enclosures e la nascita dell'azienda agricola agroindustriale moderna. Perché? Perché lì non era, pur essendo un regime aristocratico fortemente favorevole ai nobili, però il meccanismo sociale era diverso, era più inclusivo, c'era più dinamismo nella società. Qua era completamente ingessato, non c'è modo di salvarsi. È questo che distrugge l'aristocrazia veneziana. E in effetti, se voi andate in giro per il Veneto, qualche villa è sopravvissuta nelle mani degli antichi proprietari, ma si segnala per la sua anomalia questa cosa. Quindi si va a vedere che il legame delle famiglie che poi entrano in possesso di queste ville nell'Ottocento con il territorio. Beh, certo, tante ville anche tante famiglie si estinguono. A Ponzano, per dire, c'è Villa Cicogna, che adesso è sede del comune, e quello del codice Cicogna è l'ultimo dei Cicogna, e che diventa sindaco di Ponzano, non ha eredi, la famiglia si estingue. E allora passa, a volte passa ad altri rami familiari, ma a volte non hanno proprio eredi e finiscono nella proprietà, nel demanio. Caerano San Marco era tutto di proprietà della Fondazione Manin, oggi IRE, anzi non si chiama più IRE, si chiama Fondazione di Venezia, è diventato tutto un paese, era completamente di proprietà privata. Citato l'ultimo dei dogi si vantava di poter andare da Venezia a Passeriano camminando solo sulle sue proprietà. E tutto questo, ma lui non è solo l'ultimo dei dogi, è anche l'ultimo della sua famiglia, perché non ha eredi. E quindi tutto viene spezzettato. È un caso di un po' autodistruzione anche. Oltretutto c'è un bellissimo libro di Volker Huneck, Il patriziato veneziano alla fine del Settecento, della Repubblica. Cosa dice? La cosa sorprendente è che spesso queste famiglie non si estinguono per sangue, ma soltanto per ragioni giuridiche. Anche perché spesso i patrizi non registravano nel libro d'oro i loro figli come patrizi. Perché? Perché era costoso. E allora evitano di farlo, fanno perdere il rango di patrizi a bambini che invece lo sarebbero stati. Questo spiega anche il tracollo demografico del patriziato nella seconda metà del Settecento, che però svuota la Repubblica della sua classe dirigente e soprattutto toglie di mezzo dalla gestione dell'economia e di tutta la realtà dello Stato un'intera classe demografica. È una faccenda un po' complicata che a noi suona perfino, a tutti noi può sembrare strano, cioè, abbiamo un figlio, non lo registriamo all'anagrafe, così gli facciamo perdere la qualifica di cittadino e tutti i privilegi connessi. Ma il fatto è che non ci sono solo privilegi, ci sono anche costi. E allora a prevalere è quest'ultima considerazione. Grazie di nuovo Federico, e prima di salutarti vorremmo darti un piccolo presente come riconoscenza, che è un catalogo di una delle iniziative del Circolo su Maestre Pitture, l'ultimo catalogo, e con l'augurio di vederti alla prossima edizione imminente. Grazie e di nuovo un applauso per Federico.